Ma mani dietro la schiena. Ok, ve lo mostro. Sono belli o no? Come no? Sono bellissimi. Hanno anche... no, non fanno schifo. Hanno anche un odore meglio dei fiori veri. Che buono. Chi è che li vuole usare? No, mani dietro la schiena. Mani dietro la schiena. No, non mi fido. Facciamo così. Signore, posso disturbarla solo un attimo? Se viene qua... scusi, chiamo un adulto, che degli adulti mi fido. Lei dovrà solo annusare i fiori, dire a tutti i bambini che buon odore che hanno, così capiscono quanto mi ama Harry. Va bene? Grazie, prego. Signora me li ridia. Signora se ne vada. Signora se ne vada. Non ci si può più fidare neanche degli adulti. E adesso che faccio? Qualcuno ha qualche idea? Una magia! Mi viene in mente una cosa, io lì dentro ho delle bacchette magiche potentissime. Ne vado a prendere una, vediamo se riusciamo a far sbucare i fiori. Vediamo un po' dov'è. Cosa? Dove? Dietro? Ma no, qui dietro non c'è niente, cosa dite? Sotto il braccio? Che puzza, non c'è niente sotto il braccio. L'altro, non c'è niente. Ah, qua, mamma mia, basta dirlo, non so mica Perché mi prendete in giro? Perché prima c'è... Dai ragazzi, non prendetemi in giro, mani dietro la schiena, vado a prendere la mia bacchetta magica. Che c'è? Dove? Ok, non fate quel gestaccio, ho capito, sono qua. Basta dirlo, io capisco. Perché mi prendete in giro? Allora, alzi la mano chi prima ha visto i fiori. Tutti? E allora forse c'erano davvero, ho capito. Forse voi ragazzi riuscite a fare... Sì, forse voi ragazzi riuscite a fare la magia, io no. Allora facciamo così, mettetevi tutte le dita qua e concentratevi. Ora diremo piano piano piano, poi sempre più forte la mia parola magica. Io dirò parapara, voi direte parasiu. Ci proviamo? Dai. Para ce l'avete fatta, grazie, fatevi un applauso, bravissimi. Adesso ancora i miei fiori che bello, grazie.